Verranno esposte giovedì prossimo 25 maggio dalle ore 10:30 presso il Teatro Pirantello di Agrigento la Coppa d'Europa vinta dalla nazionale italiana nel 2021 e le due Coppe d'Europa vinte dalla nazionale italiana di calcio a 5. Parallelamente si svolgerà un incontro dibattito che avrà come tema No alla violenza e al razzismo negli stadi. La manifestazione è patrocinata dal comune di Agrigento che ha messo a disposizione il Teatro Pirantello. Si prevede la partecipazione del presidente FIGCLN di Sicilia Sandro Morgana, dal presidente onorario della FIGCLND anche Santino Lopresti, dal coordinatore del settore giovanile scolastico della Sicilia Stefano Valenti, delegato provinciale della FIGCLND di Agrigento Angelo Caramanno, oltre al sindaco di Agrigento Franco Micichè, l'assessore del comune di capoluogo Costantino Ciullo e il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento colonnello Vittorio Stingo. Inoltre sono previsti gli interventi dell'ex calciatore professionista Tommaso Napoli. Poi ci sarà Vincenzo Chiavetta, che è uno psicologo settore giovanile del Lazio Calcio, Leonardo Valeri, il bambino che ha fatto annullare il gol della propria squadra comunicando il proprio fallo di gioco all'arbitro, un gesto che è valso un premio internazionale Sport Italia e CONI FIGC-AIA 2022. Ci sarà anche Vincenzo Longo, ex calciatore di Torino, Juventus e Sampdoria, Domenico Crea, che è un dirigente della Digos Questura di Reggio Calabria, e Rashid Berradi, campione del mondo di atletica leggera, oltre Franco Colombo, ex calciatore del Catania Calcio. I trofei saranno esposti dalle ore 15 alle ore 18 nel foyer del Teatro Pirantello e il pubblico può accedere per fare anche delle foto ricordo con la prestigiosa Coppa d'Europa e le Coppe d'Europa di calcio a 5 vinte dalla nazionale italiana di calcio a 5 nel 2003 e nel 2014.